Ciao ragazzi, le immagini che avete appena visto risalgono al 2020, quando nel febbraio di quell'anno insieme agli organizzatori della chiamata di marzo sono andato a fare un giro nelle contrade per assistere ai preparativi per la sfilata, con tutto il carico di entusiasmo, di creatività e di ingegno anche per allestire tutti i carri che poi da sempre danno vita a quella che è una delle manifestazioni di cultura popolare, a mio avviso, più belle non soltanto del Veneto ma anche oltre. Poi quell'anno purtroppo, a causa del Covid e dell'ordinanza prefettizia che arrivò esattamente il giorno prima, la sfilata non si tenne. Ma quest'anno ritorna, dopo ben 6 anni, perché la chiamata di marzo si celebra ogni 2 anni. E quindi andiamo a vedere oggi come si sta vivendo questo momento, perché sappiate che mentre sto parlando, in tutte le contrade qui intorno c'è un sacco di gente che sta lavorando per allestire i carri. Andiamo a capire qual è lo spirito che anima la chiamata di marzo, che quest'anno si presenta con un carico di aspettative e di voglia di comunicare e di trasmettere gioia ancora più forte di tutti gli altri anni. Dopo 6 anni ritorna la sfilata della chiamata di marzo. Sono 71 carri che sfilano con circa, dobbiamo ancora finire di contarli, 1750 persone che sfilano, tutte in costume, che rievocano i lavori, la cultura della cimbra e della chiamata di marzo. Chiamata di marzo praticamente non si sa bene quando sia iniziata, è una cosa nata spontaneamente nella vallata. Il primo documento che certifica la chiamata di marzo risale a 208 anni fa circa, dove espressamente si dice che è vietato l'assembramento e lo sparo con i fucili, perché una volta venivano giù, facevano baccano anche con i fucili sparando. E questo si rievoca, praticamente vuol dire finisce l'inverno, inizia la bella stagione e si mostrano i lavori di una volta. Ogni contrada viene in paese e porta praticamente il meglio della contrada e lo fanno vedere a tutti. È un paese che viene totalmente coinvolto, non è soltanto una sfilata, qualcosa di più. Sì, praticamente non è una sfilata di pochi gruppi, tutto il paese è coinvolto, da Fongara, Merendaore, Valcalda, Rovegliana, Bonomini, tutto il paese è coinvolto. Se tu giri adesso per le contrade, ogni contrada sta lavorando per la chiamata di marzo. Sono poco più di 6.000 abitanti e oso dire che 5.000 lavorano per la chiamata di marzo, tra un modo o l'altro, insomma. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che è sentita. La chiamata di marzo è qua, è la chiamata di marzo, la vivono intensamente tutti, sono tutti uniti per la chiamata. Questi sono i bandotti, ovvero coloro che fanno da apripista, coloro che apriranno la sfilata della chiamata di marzo 2024. E io sinceramente non vedo l'ora di vederli, loro e tutti quelli che li seguiranno, quindi continuate a guardare le cantierate, vale la pena, giochi.